Chiarimento, onorevole Gianni, prego. L'ultimo intervento e dopo lasciamo parlare nuovamente l'assessore Marino. Presidente, assessore, colleghi, io francamente non ho capito di cosa abbiamo parlato. Mi ricordo che qualche tempo fa è stato firmato un protocollo di Kyoto che prevedeva che entro il 2020 dovesse esserci una riduzione del 20% di inquinamento atmosferico e la produzione del 20% di energia alternativa. Stasera mi pare che c'è qui una causa che si sta producendo contro l'eolico, come se le altre fonti di energia alternativa fossero cose serie e l'eolico invece, siccome dietro l'eolico c'è la mafia, ormai è certo, dietro il fotovoltaico, il termodinamico e tutte le altre fonti di energia alternativa non c'è nulla. Intanto, partendo dal protocollo di Kyoto, andiamo a vedere che in tutta Europa ci sono migliaia di pale eoliche e in Sicilia abbiamo chiesto più volte, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per quanto riguardava l'elettrodotto Sicilia-Calabria, per quanto riguarda il nuovo impianto che doveva servire ad essere quasi un'autostrada dell'energia in Sicilia, perché è vero, l'energia prodotta, non solo quella dell'eolico, ma anche tutte le altre energie prodotte, a volte non possono essere inserite perché è un'autostrada, quella esistente, ad un'unica corsia. L'energia o entra o esce ed è il motivo per cui alla Terna abbiamo aiutato a fare questa operazione. L'impianto che va da Rizziconi, Priolo, Palermo, Rizziconi, doveva servire a creare le condizioni per produrre energie per noi e per il resto del Paese, perché abbiamo subito nel tempo e non abbiamo ricevuto niente in cambio l'insediamento di e qui è vero quello che ha detto il collega che mi ha preceduto, l'insediamento di impianti di raffinazione. Abbiamo fatto una battaglia che è datata da circa 30 anni per cercare di avere la benzina a un prezzo inferiore, di avere una percentuale del guadagno, non è servita a niente. I grandi gruppi economici, nazionali e internazionali, d'intesa col governo nazionale, hanno sfruttato il territorio, lo hanno inquinato e se ne sono andati. E non è di oggi il piano di risanamento ambientale, è del 1984, epoca in cui personalmente insieme alle università feci questo piano di risanamento ambientale. Io credo che oggi non parlo del termovalorizzatori, quelli vanno per i fatti loro. La procura indaga, le Corti dei Conti, il TAR e quant'altro. Io dico che secondo me lei ha fatto bene ad andare avanti con il lavoro che non può fermare, perché la volontà politica non è legge. La volontà politica diventa legge quando fa la proposta legislativa, viene approvata e si creano le condizioni. Io penso che lei debba invece forzare la Terna per fare quel lavoro che ci serve per evitare di perdere l'energia che ci costa tanto a noi e a tanti commercianti, deve ricontrattare il costo dell'energia con l'Enel e con quanti si occupano dell'energia, che noi paghiamo un mare di soldi, a volte un po' di queste risorse, se lei va a vedere la sua bolletta dell'Enel vedrà che c'è una quota che è riservata a pagare il rinnovo e la nuova installazione di reti elettriche del nord Italia. Io sono per farlo, ci mancherebbe altro, anche per avere in cambio una diminuzione del costo dell'energia, una diminuzione del costo della benzina, cioè una serie di cose, perché comunque, caro assessore e caro governo Crocetta, noi dobbiamo sapere cosa dobbiamo fare, perché se i paleolici sono in tutta Europa, non è servito fare fallire una serie di aziende in Sicilia come quella che abbiamo in provincia di Siracusa, che ha mandato a casa 680 persone perché non dovevamo produrre più paleoliche. La stessa cosa non è stata fatta per il fotovoltaico o per altre cose.
E allora cosa faremo? Quando cominceremo a parlare di sistema Dirschirling, questo nuovo sistema di termodinamico che potrebbe diventare un momento importante, cosa facciamo? Non lo facciamo perché sono palle che poi danno fastidio all'occhio. Io ricordo che nella commissione che si occupa di autorizzare le pale e il fotovoltaico e quant'altro c'è anche la presenza della sovrintendenza, che quando la cosa non va bene dal punto di vista paesaggistico o da altri punti di vista la boccia. Abbiamo fatto il piano energetico ambientale col primo governo lombardo. I consulenti del governatore lombardo dopo qualche giorno lo hanno cambiato, non dopo qualche mese, dopo qualche giorno. Ed essendo un piano e non una legge, poteva essere cambiato in qualunque momento. Poi noi siamo usciti dal governo e non so quello che è successo. So soltanto che intanto abbiamo perso tante occasioni, tanti posti di lavoro, si è aperta una guerra che ha una sua lettura, che non è quella del bisogno o delle necessità o di fare gli interessi dei siciliani. Chissà cosa c'è dietro tutto questo ambaradano. Certo, prima o poi la Corte dei Conti ci chiama e anche quest'Aula che non ha l'immunità, così come le commissioni, qualche giorno fa la commissione, qualche mese fa la commissione sanità, qualche giorno fa altre commissioni, sono stati chiamati dalla Corte dei Conti a rendere conto del loro operato. Quindi non c'è qui, perché non c'è più da parecchio, caro onorevole Cracolici, la politica, non c'è, da tanto tempo non c'è la politica. Qui mi ricordo che già il governatore Cuffaro cominciò con gli assessori tecnici, poi cominciammo ad avere una serie di interventi che sono serviti semplicemente a rottamare la politica che non è più in grado di essere politica. Non ci sono decisioni politiche, se non attraverso atti che sono atti legislativi, qui e a Roma. Siamo in un momento in cui dobbiamo decidere qual è la sorte di questa regione. Dobbiamo creare i posti di lavoro, dobbiamo creare l'energia alternativa. Se non è quella eolica sarà un'altra, quale? Mini, alto, basso? Mi pare che siamo alla lana caprina. Io credo che un piano, questa Assemblea, attraverso le sue commissioni, può valutare insieme al Governo, qualunque esso sia, quale deve essere il progetto e il futuro di questa regione. Ma il problema più grave, Assessore, è quando noi non riusciamo ad essere in grado di forzare la mano per quello che ci spetta. Noi non abbiamo l'autorevolezza né l'autorità di far pagare a chi ci ha inquinato in questi 40 anni. C'è il piano di risanamento ambientale che è messo lì da parte, giocano con la zona franca e col credito d'imposta per non farci stare meglio, c'è il tentativo di far diventare questa regione siciliana una regione di rivoluzionari non a parole o politici, ma rivoluzionari perché hanno bisogno del pane. Noi dobbiamo vedere come fare a trovare la capacità del confronto col governo nazionale e con la Comunità Europea. Come qualche giorno fa, qualche mese fa, qualche anno fa, quando ho detto che le Ciapi di Priolo con le Ciapi di Palermo allora dovevano diventare quelli che dovevano costruire la piattaforma di formazione per il Mediterraneo e fare un accordo con l'Europa e i paesi frontalieri. L'abbiamo detto qualche anno fa, così come qualche anno fa abbiamo fatto il piano di risanamento ambientale. Io credo che lei faccia bene ad evitare di andare incontro all'omissione d'atto d'ufficio o all'abuso di potere, portando avanti quello che le leggi attuali le obbligano di fare. Io sono convinto che lei debba chiamare la Terna qui e obbligarla a fare gli interventi, debba fare un piano di zonizzazione insieme alle sovrintendenze agricolturali, insieme a questa Assemblea, dopodiché io credo che il fotovoltaico, l'eolico, oggi il termodinamico quello che c'è, domani il termodinamico
che ha questo sistema distilling possono essere il futuro di questa regione, far lavorare un po' di gente, produrre un po' di energia alternativa, ridurre l'inquinamento e dare qualche speranza ai siciliani. Grazie onorevole Gianni, non ci sono altri iscritti a parlare, per cui ridò la parola all'assessore Marino. Mi scusi, assessore. Prego. Grazie Presidente. Io sarò assolutamente breve, ma